sono sindaco di Costermano sul Garda, un comune che è un territorio di 16 km quadrati che si trova sopra Garda, Bardolino e Torri e vicino a San Zeno, Asti e Capriano Veronese. Quindi è una perfetta cerniera tra quello che è il territorio della prima linea del lago di Garda e l'entroterra, completo entroterra, che poi è Caprino, Ferrara, San Zeno e Affi. Quindi è una cerniera ed è un luogo di passaggio tra appunto la A22 e il lago di Garda. Siete soci del GAL Val d'Olessigna. Che cosa vi lega al GAL? Ci sono stati dei progetti in passato, ci sono dei progetti in corso? Qual è il vostro legame con il nostro ente? Il legame con il nostro ente per me è una grande opportunità perché ci porta a far conoscere le opportunità che abbiamo come territorio di diventare sempre più competitivi nel mercato del turismo, nel mercato dell'artigianato, nel mercato della ricettività. E come comune abbiamo avuto due grandi progetti che negli ultimi 5 anni ci hanno dato uno sviluppo particolare al nostro entroterra e soprattutto a un turismo visitazionale, chiamiamolo lento, perché i due progetti che abbiamo portato avanti col GAL, il primo ha visto il posizionamento di molti strumenti ginnici lungo la Val dei Mulini, è un progetto cofinanziato dal GAL, appunto dal Comune di Garda e dal Comune di Costermano, e lungo un percorso di 9 km tra Garda e Costermano, all'interno delle Valli Mulini, sono stati posizionati molti giochi ed è diventata una passeggiata molto frequentata. Il secondo bel progetto, che abbiamo terminato proprio da qualche mese, un paio di mesi, inaugurato da poco, è un parcheggio a ridosso delle Senge, è vicino alla località di Campagnola a Castion, ed un tratto ciclabile che unisce appunto la località Campagnola di Castion con Marciaga. Infatti il nostro turismo si diversifica, che vogliamo sviluppare e portare avanti, e questo lo si fa molto bene grazie ai bandi del GAL e la collaborazione appunto col GAL, è quello di sviluppare un turismo lento, ossia un turismo che apprezza il paesaggio, il territorio, l'ambiente, le passeggiate e le escursioni in bici. Che cosa rappresenta per il territorio il GAL Val d'Olessigna in termini di valorizzazione? Cioè, qual è il valore aggiunto che può dare al territorio? Allora, il valore aggiunto è l'avere un ente, chiamiamolo così, che ci coordina, che ci mette insieme e riesce a fare delle azioni che singolarmente invece i singoli comuni non riescono a portare avanti. E uno, perché non hanno la struttura tecnica o l'ufficio stampa o logistica per farlo. Due, non hanno i mezzi per arrivare direttamente ai bandi, a volte della Comunità Europea, a volte della Regione Veneto, e quindi avere un GAL operativo come lo è appunto quello del GAL Bardo-Lessinia è un vantaggio per il nostro territorio, perché solo così si ha una perfetta sinergia tra enti e si riesce a far sì che un territorio diventi poi competitivo e quindi diventi attrattivo per il turista ma anche per i cittadini, perché un territorio che si può fregiare della parola turismo o del veicolo economico del turismo è un territorio fortunato, perché non tutti i territori possono avere questa vocazione, ma poi per apprendere, per far sua un territorio questa vocazione, bisogna predisporre un territorio, quindi bisogna farlo diventare competitivo e farlo diventare attrattivo, e quindi predisporre piste ciclabili, passeggiate, parcheggi, soste in sicurezza, viabilità, eccetera, eccetera. Quindi il GAL per me e per il nostro territorio è un'opportunità da non perdere. Come si può parlare di turismo nell'epoca post-Covid e come si può inserire il GAL in una situazione, in un contesto del genere? Probabilmente, sicuramente, anzi le cose sono cambiate, probabilmente anche il GAL dovrà un po' rimescolare le carte e provare a reinserirsi in una situazione del genere. Quale potrà essere il suo ruolo nel futuro, anche in vista della programmazione appunto prossima? Allora, io ho sempre un atteggiamento nella mia vita e anche come sindaco proattiva, nel senso che per me ci sono solo tante opportunità. Vi dico che nel momento del Covid io ho passato 3 mesi di duro lavoro e non ho mai lavorato così bene come nel periodo Covid, perché grazie anche alla tecnologia che ci aiuta, che ci ha aiutato, ho fatto tantissime videoconferenze con tutti i tecnici
per predisporre una serie di iniziative per far sì che il territorio di Costermano sul Garda sia ancora più competitivo e quindi far sì che la mia amministrazione non rimanga ferma ad aspettare, ma far sì che invece recuperi posizioni di competitività e pensi già a come far diventare sempre più attrattiva post-Covid. Sì, è cambiata la filosofia del viaggiatore, chiamiamolo così, ma anche dell'utente normale, anche del cittadino. E infatti nei mesi di chiusura in casa, chiamiamola così, di quarantena forzata da parte di tutti, con la mia amministrazione, proprio i miei consiglieri e i tecnici, abbiamo messo in piedi la progettazione, ad esempio, della pista ciclabile tra Garda e Costermano, perché se è vero che la Regione Veneto e il governo italiano finanziavano l'anello del Garda, ed è vero che abbiamo la fortuna che Eurovelo 7, che è un percorso che va dalla Norvegia a Malta, tocca e lambisce Costermano, dall'altra è anche vero che se noi guardiamo i due tracciati non si toccano mai, e quindi sarebbe un peccato dal punto di vista dell'opportunità avere una linea ciclabile, un'autostrada delle ciclabili che arriva dalla Norvegia e Malta, dall'altra un anello del Garda, ma che le due cose non si congiungono. Per me era una grande scemenza, e quindi in quei 3 mesi ho messo in piedi la progettazione del collegamento tra le due ciclabili. E appunto da Costermano a Garda siamo già arrivati al progetto definitivo. Questo perché? Perché poi da una parte vorrei illustrare alla Comunità Europea che manca questo collegamento, manca l'autostrada ciclabile di collegamento, dall'altra farlo capire anche, tra virgolette, non dico al governo, ma ai comuni del lago di Garda, perché se un turista da Monaco arriva a Costermano ma poi non scende in sicurezza, magari tira dritto e passa la parte alta e va giù a Mantova, quindi sarebbe un'opportunità persa. Così come stiamo programmando, nel 2019 abbiamo terminato l'istituzione del parco di interesse locale a Costermano su un territorio di 200 ettari, e siamo uno dei pochissimi comuni nel Veneto ad aver istituito un parco proprio volontariamente. Questo siamo stati il primo comune in Veneto, tra l'altro, ad accogliere favorevolmente all'interno dell'urbanistica tutte le norme sul turismo all'aperto, ma le stiamo applicando perché stiamo portando agli occhi dell'utente, del cittadino o degli investitori anche la possibilità di realizzare nuove strutture turistiche che non sono strutture di concentrazione, di ammassamento, ma strutture dove una famiglia o una coppia possa trovare il suo sogno sportivo, il suo sogno di stare in mezzo alla natura senza vivere a contatto gomito a gomito con un altro turista. Io scommetto molto sui paesi dell'entroterra, e non me ne vogliono i paesi del lago di Garda di prima fascia, perché se i comuni dell'entroterra si sanno strutturare, secondo me giocheranno una partita importante. Anzi, ti dirò che nei 3 mesi di studio di Covid in casa ho maturato una convinzione che noi comuni dell'entroterra abbiamo una fortuna rispetto ai comuni del lago di Garda. Perché? Perché i comuni del lago di Garda sono congestionati, non possono più programmare quello che noi invece possiamo programmare. Nel senso che realizzare una pista ciclabile, ahimè, lungo la provinciale tra Lazise e Bardolino è quasi impossibile perché è congestionata. Realizzare invece un tratto ciclabile nell'entroterra è possibile e diventa un vantaggio. Ma di questo dovrebbe essere un concetto che capiscono un po' tutti, e quindi non trovare una chiusura come lo è stata nella progettazione dell'anello del Garda, ma magari spostare quella progettazione toccando anche l'entroterra in modo da allargare quello che è la visione del turista che arriva sul lago di Garda. Detto questo, ripeto, ribadisco, ma non per elogio, ma perché i sindaci, giustamente, come ogni capofamiglia, perché un po' il sindaco diventa il papà di tutta la famiglia di una comunità, così come il papà lo è di una famiglia, è geloso del suo entourage e della sua famiglia. Quindi un sindaco tende sempre a voler fare tutto per il suo comune e magari guardare poco quello degli altri. Invece il GAL lo reputo proprio l'ente che fa aprire gli occhi a una serie di sindaci per cercare di mettere insieme, fare massa critica e promuovere delle azioni che invece portano avanti una programmazione territoriale, perché insieme si vince e non si vince da soli. Così come ho detto prima che l'entroterra può avere un vantaggio dal punto di vista della programmazione territoriale,
È vero che l'entroterra deve comunque avvantaggiarsi dell'attrattiva dei primi paesi del lago, perché Costermano, seppur si chiama Costermano sulla Garda, non sarà mai attrattivo come lo è Bardolino sul nome, poi lo può essere col paesaggio, e quindi diventa un elemento di conoscenza. Faccio un esempio. Una volta nessuno conosceva l'aeroporto di Orio al Serio, tutti dicevano l'aeroporto di Bergamo. Oggi tutti conoscono Orio al Serio, quindi non si dice più aeroporto di Bergamo, ma si dice aeroporto di Orio al Serio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel marketing prima la gente viene perché conosce Garda Bardolino. Quando scopre Costermano, scommetto che fra 10 anni, se siamo bravi a programmare il nostro territorio, conoscerà Costermano e vorrà venire a Costermano. E ti dirò che tutti i sabati e domeniche io faccio una grande passeggiata nell'entroterra appunto per scoprire gli angoli e le nuove passeggiate da programmare e pubblicizzare o su cui mettere la cartellonistica.